Pensiero del giorno, martedì 25 marzo. Eccomi. Non riusciremo mai a comprendere appieno il valore di vivere nel momento presente. Quello che è certo è che se vivo nel presente, Dio è con me in quello che vuole per me in quel momento e nella sua grazia attuale. Se non lo vivo, Dio non è con me e io non sono con Lui. Spesso siamo ansiosi di cercare modi per raggiungerlo, per essere migliori, per diventare santi. Ma perché cercare vie se la via è Lui ed Egli è lì eternamente presente ad aspettarci in ogni momento della vita che ci è data per entrare e collaborare con noi, per operare con noi e in noi e per farci compiere opere degne di essere figli di Dio? In breve, la vita sarebbe semplice, noi la complichiamo. Basterebbe inserirsi bene nel presente con tutte le sue gioie, i suoi imprevisti, i suoi dolori, le sue fatiche dovute, e tutto si volerebbe da solo, come se un potente razzo ci portasse verso una beata eternità. Chiara Lubich, Tornare al presente, editrice Cittanuova. Parola di vita, marzo 2025. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio. Luca 6,41.